Sopralluogo ieri dell'assessore regionale al territorio e ambiente onorevole Totò Cordaro nell'area della Scala dei Turchi per la definitiva liberazione e il dissequestro del sito affinché lo stesso possa tornare fruibile e godibile dall'intera popolazione e ai visitatori. Presenti all'incontro il direttore della struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico Maurizio Croce, il dirigente della protezione civile di Agrigento Maurizio Costa, il presidente della commissione ambiente dell'Arsi Giussi Savarino, il sindaco di Realmonte Sabrina Lattuca e il consulente della procura di Agrigento Gabriele Freni. Dopo un attento esame del versante ovest che necessita uno studio idraulico ed idrogeologico per aver chiara l'entità dell'intervento da programmare e i dovuti riscontri tra le parti, si procederà con una serie di passaggi che il governo regionale di Nello Musumeci ha messo in cantiere per assicurarne la tutela della Scala dei Turchi, la parete rocciosa lungo la costa di Realmonte e ottenerne quindi il dissequestro da parte della magistratura e la procura di Agrigento. Stiamo lavorando con intensità, in sinergia, insieme alle altre autorità, prima fra tutte la Procura della Repubblica di Agrigento, con la quale vi è stata e vi è uno spirito di collaborazione istituzionale per arrivare alla definitiva liberazione, al dissequestro della Scala dei Turchi perché possa tornare ad essere fruibile dai cittadini del mondo. Per fare questo è necessario un intervento importante e definitivo di reggimentazione delle acque, sia sulla sommità che eventualmente anche nel sottosuolo, e un intervento su qualche costone che continua ad avere qualche problema. Oggi abbiamo fatto un sopralluogo con la struttura contro il dissesto idrogeologico, con il Presidente della Commissione Ambiente, con tutti gli altri tecnici, compresa la Protezione Civile. Dobbiamo fare un'indagine idrogeologica per comprendere qual è l'intervento ottimale da fare, lo faremo nei prossimi giorni, dopodiché comunicheremo a tutti, a cominciare dal sindaco di questa splendida cittadina di Realmonte, quale sarà il cronoprogramma, quale sarà il percorso attuato per pervenire a quello che è il nostro obiettivo finale: restituire Scala dei Turchi come tesoro dell'umanità, come tesoro ambientale di Sicilia a tutti coloro che ne vorranno godere, però questa volta con attenzione e con giudizio. Per quest'estate dobbiamo soffrire perché dobbiamo immaginare che Scala dei Turchi sia, come in realtà è, un monumento. I monumenti si osservano, dei monumenti si deve godere, ma non necessariamente si calpestano. E allora questo spettacolo di Scala dei Turchi è uno spettacolo della vista e dell'anima, anche perché spesso, purtroppo, ci siamo trovati a contrastare vandalismo becero che ha danneggiato il nostro monumento. Dobbiamo apprestare tutte le misure idonee, lo stiamo facendo, lo faremo prestissimo. Come sapete, noi sulla Scala dei Turchi siamo sempre stati molto attenti come la commissione che presiedo, ma devo ringraziare l'assessore e il governo Musumeci perché hanno sempre risposto puntualmente a ogni esigenza dettata da questo territorio. Sono stati già 2 interventi e adesso si sta programmando anche l'ultimo e definitivo. Questa meraviglia della natura, che noi spero diventi presto patrimonio dell'UNESCO e vada a tutelare, deve essere anche fruita, perché l'interesse nostro è che possano goderne anche i turisti che in Sicilia arrivano proprio per vedere una Scala dei Turchi che sia nel massimo splendore. Io devo ringraziare tutti gli attori che sono sempre stati pronti a rispondere alle esigenze di questo territorio, ma più di tutti il governo Musumeci. Ringrazio il Presidente Nello Musumeci per aver mostrato ancora una volta grande attenzione sul comprensorio Scala dei Turchi. Egli già in passato ha predisposto e finanziato un intervento per la messa in sicurezza della parte est del comprensorio e stamattina ha disposto un ulteriore sopralluogo in termini di finanziamento per la messa in sicurezza della parte a ovest del comprensorio Scala dei Turchi e della restante falesia. Io come sindaco del comune di Realmonte auspico che il sito, la parte messa in sicurezza, possa essere restituito nel breve termine all'intera collettività, nelle more che vengano definiti e programmati i lavori della messa in sicurezza sulla restante parte ed in particolare sulla parte ovest e poi a seguire sull'intero comprensorio. Già la parte est, ripeto, è stata messa in sicurezza, questo è stato cristallizzato sia dalla consegna dei lavori da parte della Protezione Civile, ma anche dalla relazione depositata in procura ad Agrigento.